Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ogni tanto ci viene a trovare, ed è un enorme piacere per noi, l'assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato, che lo saluto. Grazie di essere con noi, assessore. Grazie a voi, buonasera. Un piacere. Però credo che ovviamente lo sviluppo economico sia uno dei rami più importanti della regione. Ovviamente nell'attualità ovviamente non può non parlarne, visto la crisi energetica, visto tant'altro. Ne parleremo in questa trasmissione che come titolo abbiamo detto volevamo mettere un po' la canzone di Ricchi e Poveri, che sarà, ne abbiamo messo solo uno perché era lungo altrimenti, che sarà dell'Italia, chi lo sa, che sarà dell'Italia, Roberto Marcato? Ma speriamo bene, speriamo che questo Paese abbia voglia di girare davvero pagina, abbandonando le consuetudini che fin qui ci hanno portato. Cioè, questo è un Paese di fatto che non decide mai, si assume pochissime responsabilità e soprattutto non ha mai fatto le riforme che questo Paese merita. Cioè, se noi siamo messi in questa condizione, adesso al di là al netto della guerra, della crisi energetica, al netto di tutto questo, noi siamo messi in questa condizione perché è un Paese fermo da 30 anni. E in questi 30 anni avremmo dovuto fare tutta una serie di riforme, non si sono fatte, e nonostante questo Paese abbia il potenziale maggiore di qualsiasi altro Paese al mondo, arranca continuamente. E arranca perché è un Paese fermo. L'auspicio è che cambi questo, altrimenti avremo l'ennesimo governo con grandi proclami a saldo zero. Quindi, in virtù di tutto quello che ha detto, la domanda che le faccio, che sarà? Se questo governo avrà voglia di fare le riforme che merita, sarà un bel futuro, altrimenti lei, sarà un futuro di mediocrità come secondo sempre. Lei, lo sa, io ho tante cose da chiederle in virtù di questo governo, e lei, siccome ovviamente non si sottrae a nessuna risposta, ho qualche sassolino così, non con lei è impossibile togliere un sassolino cattivo, però qualche sassolino perché ho qualche dubbio che lei e il suo partito farà quello che lei e il suo partito ha detto nei nostri studi, nei giornali ancora 6 mesi fa. E glielo anticipo, inizio già con la prima domanda. E poi andiamo a parlare. Lei ha detto che nel caso in cui, cioè parliamo, l'accordo di Salvini con Meloni, ha già capito dove voglio arrivare perché lei ci arriva molto prima, e con Berlusconi, è che se domani queste persone vanno al governo, l'autonomia si farà al 100%. Se ciò non accadesse, la Lega si toglie dal governo. Queste sono le parole che lei ha detto qui, firmate nei documenti. Sì, e le ribadisco con tutta... Secondo lei si avverrà tutto questo? Io ho qualche dubbio, se vuole il mio Anch'io ho dubbi, E quindi la Lega si toglierà, come aveva detto, dal governo? Ma io spero di sì, e dico, ma ci sono atti di responsabilità, ma basta, cioè, anche sull'autonomia, voglio essere chiaro, sull'autonomia non possiamo continuare a trovare scuse, noi dobbiamo solo chiedere scusa ai veneti, questo dobbiamo fare, perché non c'è scusa che tenga di fronte a un tema vitale, identitario, territoriale, di prospettiva come l'autonomia. Non ci sono scuse. Non l'abbiamo fatto con il governo 5 Stelle, eppure era nell'accordo di programma. Non si capisce per quale motivo abbiamo votato il loro reddito di cittadinanza, che per me è una follia assoluta, e non abbiamo invece portato a casa l'autonomia. Siamo andati poi al governo con Draghi e non è successo nulla, anche lì, cioè sempre mancava poco. Non è proprio se fatto in un'altra maniera. No, guardi, a me avevano spiegato che serviva uno strumento che accompagnasse i disoccupati a trovare il lavoro. Mi aveva insegnato questo. Ho detto, se è così, ha motivo di esistere. Invece il reddito di cittadinanza è stato usato, una parte, per continuare a mantenere in casa i disoccupati a guardare la televisione a spese dello Stato, e un'altra parte come ristoro per chi non arriva a fine mese. E uno strumento per i poveri è necessario in un paese civile, ma allora chiamiamolo con questo nome. Andiamo a vedere i redditi, cerchiamo di capire perché non lavori, perché se non lavori perché non hai voglia di lavorare, per me rimani nella tua povertà.
Se invece non lavori perché ci sono N problemi, non c'è lavoro, hai un figlio disabile, hai delle patologie, hai insomma una serie di criticità, scusate, allora io ti do una mano, lo Stato civile fa questo. A me avevano detto un'altra cosa. Va bene. E quindi quel reddito di cittadinanza con quel motivo è fallito. Ritorniamo all'autonomia, perché il discorso era nato da lì. E quindi la Lega non si toglierà nel caso in cui non arriverà l'autonomia in Veneto? No, per me lo deve fare. Cioè, guarda, io ero sul prato. Lo farà. Io non comando mica io la Lega. Beh, ma è un uomo importante. Lo so, ma non comando io. Oggi la Lega è commissariata, come lo sanno tutti, c'è un segretario federale, si chiama Matteo Salvini, e c'è un commissario nominato da Matteo Salvini, non dalla base, ma da Matteo Salvini, che si chiama Stefani, del commissario della Lega in Veneto, commissario non segretario. Ecco, loro sono che decidono, per cui per me se non c'è l'autonomia si torna a casa. Loro decideranno di rimanerci e ci rimarranno assumendosi la responsabilità di rimanere in un governo che non dà l'autonomia. Cosa vuole che le dica? Io sono molto sereno. No, io dico quello Guardi, che lei io ero nel prato di Pontida quando siamo andati a Pontida. A un certo punto è arrivato un gruppo di ragazzi, di giovani, giovanissimi, veneti, tutti con la felpa rossa, con i colori rosso e giallo, messo la bandiera. con il bandierone, che urlavano par terra, par mar, San Marco. Questa roba qua non la trovi in altre regioni, la trovi solo in Veneto. A quei ragazzi là bisogna dare una risposta. Perché parliamo sempre di giovani, di nuove generazioni. Quei ragazzi là non erano pochi, erano tutti veneti, giovani, sì, però, che urlavano par terra, par mar, San Marco, e poi urlavano il nome di Zaia. E allora dico, vogliamo dare una risposta a questi, esatto, a questi ragazzi qua, ai veneti che hanno votato, la vogliamo dare o continuiamo a trovare scuse? Perché? Allora, una volta se perché i 5 Stelle non capisse, un'altra volta perché non siamo soci in maggioranza, una volta perché piove, un'altra volta perché adesso, anzi, basta. Però, se no è più serio accantonarlo. Ci siamo sbagliati, del referendum ce ne frega nulla, dei milioni di veneti stati votati ce ne frega, lo abbandoniamo. Non è bello dire abbandoniamolo quando le cose non funzionano. Io preferisco abbandonarlo piuttosto che raccontare al popolo che mercoledì vedremo lei forse... abbandona avendo fatto un referendum dove l'80%, il 90%, se non dire il 100% dei veneti hanno detto sì, io lo facciamo. Io voglio essere sincero. No, ho capito, io però voglio essere sincero. Quindi, o lo fai o non lo fai. Quindi, basta, scuse. La devo fermare e fare il contraddittorio perché credo sia giusto intervenire sotto questo punto di vista. Lei dice, casomai fosse ci tiriamo indietro e ci arrendiamo. No, non funziona così marcato. Funziona nel momento in cui lei fa un accordo elettorale per andare al governo e sottoscrive firme assieme ai 2 soci di maggioranza, indico i 2 soci nella Meloni di Berlusconi, che l'autonomia deve essere fatta e nell'eventualità ciò non accadesse la Lega si toglie, la Lega si deve togliere e poi si arrende. Sono d'accordo con lei, perfetto. Allora, ma non comando io la Lega. Ho capito. Non la comando io. Io se comandassi la Lega ti do un tempo, perché ormai abbiamo fatto tutto, ti do un tempo, dico alla Premier, che poi insomma, chiamiamo Premier, non è neanche corretto, comunque alla Meloni, al Presidente del Consiglio, se sarà la Meloni o chi sarà, ascolta, è tutto fatto, è tutto pronto, hanno studiato tutto e ristudiato tutto, votiamo sta autonomia, sì, no, no, ciao, sì, quando? No, ma dovrebbe essere così, se è stato sottoscritto ma non sono una io a firma. comandare. No, chi ha deciso? Questo ma deve fare a Salvini, io. Quello che dovevo dire, l'ho detto, e non adesso, perché sei solite polemiche, no, io l'ho detto, come lei ben sa, 6 anni fa, quando, 2 anni fa, quando ho preteso che i 3 segretari nazionali dei 3 partiti di centrodestra firmassero l'impegno, altrimenti per me, e la potevo dire la mia, non avevo mai chiuso l'alleanza con Fratelli d'Italia e Forza Italia in regione. Sono molto chiaro io. O così, o non si fa, andiamo da soli. Quando avevate il potere, oggi non l'avete nemmeno più nel Veneto il potere. Ma se continuiamo così ne perdiamo ancora di ne avete più. già perso parecchio, insomma. Sì, tantissimo. E come mai? È solo colpa nostra. Facciamo così, ascoltiamo cosa ha detto Salvini il 26 di settembre, poi ne parliamo ovviamente per quanto riguarda la Lega. Ascoltiamo. Dopo tanti anni c'è un governo scelto dai cittadini, con una maggioranza chiara, sia alla Camera che al Senato, di centrodestra,
e quindi conto che per almeno 5 anni si tiri dritto, senza cambiamenti, senza stravolgimenti, mettendo al centro solo le cose da fare. Politicamente parlando mi sembra che sia stata premiata l'opposizione. Fratelli d'Italia è stata brava a fare una forte opposizione. Diciamo che per la Lega, per l'elettorato della Lega e per la militanza della Lega e per i sindaci della Lega, stare al governo con PD, 5 Stelle, con Draghi per quasi 2 anni ovviamente non è stato semplice. Domanda: lo rifaresti? Sì, lo rifarei, perché con l'Italia chiusa per Covid ho ritenuto giusto esserci. Ci è costato? Sì che ci è costato. E stai al governo con Di Maio, Speranza, Lamorgese, Bianchi, Giovannini, non è facile. Noi oggi commentiamo un dato che non mi soddisfa evidentemente, il 9% non è il dato per cui ho lavorato, ma siamo col 9% in un governo di centrodestra di cui saremo protagonisti. Cosa ha sbagliato secondo lei Salvini? Intanto non ricordavo alla domanda del giornalista, lei lo rifarebbe? Lui ha detto certo che lo rifarei, con l'Italia in quelle condizioni era doveroso rimanere al governo. No, questo lo dico ai 4-5 fenomeni leghisti che hanno insinuato attraverso la stampa, attraverso veline passate, ma anche attraverso dichiarazioni, che Salvini sarebbe stato costretto dai governatori Zaia, Fontana e Fedriga ad entrare nel governo, e lui invece era assolutamente contrario. E accusavano i 3 governatori di aver mandato Salvini al governo e li accusavano della debacle elettorale. Zaia, Federica. No, i 5 che hanno... insomma, anche esponenti di rilievo della Lega, molto importanti, governativi, parlamentari, che hanno detto questo. Ecco, la dimostrazione che hanno detto una stupidaggine grande come una montagna è che Salvini, alla precisa domanda del giornalista, ha detto lo rifarebbe, certo che lo rifarei, quindi vuol dire che non è stato evidentemente condizionato, anche perché io conosco bene Salvini, non è un uomo che si fa condizionare facilmente. Allora, la spiegazione che dà Salvini in parte spiega, nel senso che stare al governo nel momento più drammatico della storia del nostro Paese è chiaro che dal punto di vista del consenso non paga, e chi sta all'opposizione ha la possibilità di capitalizzare il dissenso continuo, e quindi la Meloni, perché di fatto se lei chiamasse qui 10 persone che hanno votato Meloni e chiedesse loro dimmi il programma della Meloni che ti ha così entusiasmato da votarla, nessuno le saprebbe rispondere. In realtà hanno votato una persona all'opposizione che è riuscita, come dire, a interpretare il disagio, le preoccupazioni dell'elettorato. 1. 2, noi abbiamo fatto degli errori. Però questi voti li ha presi da parte soprattutto della Lega, perché, sì, perché noi abbiamo persi. Vuol dire che la Lega ha perso. Quindi la domanda è dove ha sbagliato la Lega? La Lega ha sbagliato, è evidente che la Lega non è riuscita a interpretare il territorio, e per noi è una colpa gravissima. Perché ha vissuto sugli allori, possiamo dire che questo? Probabilmente ha vissuto sugli allori, e poi, io lo dico ormai da anni, un partito commissariato toglie la passione ai militanti. Toglie la passione ai militanti. Tu non puoi pretendere di tenere un esercito come il nostro, fatto di militanza vera, di gente appassionata, di gente che alle 6 di mattina parte con le bandiere sotto la pioggia per andare alla manifestazione. Siamo l'unico partito che ha questa struttura così importante, siamo l'unico. Tu non puoi pretendere di tenere 3-4 anni i militanti senza dar loro voce, senza dar loro una struttura, senza dar loro una segreteria, senza dar loro un luogo per capire anche le scelte difficili che fa il governo. I militanti sono stati costretti a vedere decisioni senza capirne il motivo, senza poter condividere nulla, perché è mancata la catena di comando. Qualcuno mi dirà, sì, ma c'è stato il Covid. Perfetto. Tutto vero, ma ci sono state anche delle finestre dove le cose si potevano fare. E comunque il Covid non c'è da 50 anni, è evidente. Adesso ancora siamo lenti,
Siamo lenti, perché potremmo fare le segreterie provinciali, ma bisogna prima fare le segreterie comunali, ma non è necessario, si possono fare i congressi provinciali domani mattina, ma stiamo qui ad aspettare e manca il regolamento e allora dovremo fare i congressi regionali, ma vediamo, è tutto così. Questi sono errori madornali. Aver dimenticato l'autonomia. No, ma davvero abbiamo pensato per un momento che bastasse tornare in campagna elettorale e riraccontare per l'ennesima volta la favola che domani mattina approveremo l'autonomia? Io ho visto la gente con le bave alla bocca e ho detto basta marcato. Sono 5 anni che te me lo dici, te ritorni ancora a dirmi dell'autonomia. Avresti dovuto pensarci prima, non oggi. Quindi abbiamo abbandonato l'autonomia, non abbiamo interpretato il territorio. Di fatto un partito commissariato, i candidati, cioè le persone che devono rappresentare il popolo, sono state scelte, non si sa da chi, ma sicuramente fra Padova e Milano, ma non le ha viste nessuno. Io i candidati li ho letti sul giornale. Io sono un membro fondatore della Liga Veneta. Sono un padre fondatore della Liga Veneta, sono l'uomo più votato del Veneto, di tutti i partiti. Sono in Lega dal 92 e sono anche l'uomo, assieme a pochi altri pazzi e folli come me, che ha sconfitto Flavio Tosi, altrimenti oggi leggeremo una storia completamente diversa. Io non ho saputo nulla. Tutta questa sequela di errori ti porta al disastro annunciato, che io ho detto così, l'ho chiamato così, del voto elettorale. Vabbè, ma lei, essendo un padre fondatore di questo movimento, di questo partito, visto che l'asse Padova-Milano non ha interpellato, si è fatto sentire da chi di dovere? Sì, io ho tuonato ovunque, anche perché non sopporto l'ingerenza di altre regioni nella mia regione. Quando si dice Paroni a casa nostra, significa Paroni a casa nostra, non vuol dire Paroni a casa nostra, ma sento qualcun altro. I candidati veneti dovevano essere scelti dai veneti, e cioè da quell'organismo che si chiama direttivo, fatto dai vari esponenti politici della regione, e lì c'era la discussione. E come abbiamo sempre fatto una volta, c'era una prima selezione fatta dalle sezioni locali comunali, un'altra selezione veniva fatta dalle circoscrizioni, un'ulteriore selezione dalla provinciale, poi il provinciale raccoglieva tutto, mandava al regionale, lì c'era un'ulteriore scrematura e un pacchetto veniva preso e poi ovviamente condiviso al federale a Milano. Questo non è successo. Quindi semplificando, stai dicendo una cosa molto grave, Marcato, quindi semplificato la Lega non rispetta il popolo che la vota perché decide autonomamente su chi e dove mandare, perché se lei mi dice che lei è quello, semplifico o mi spiego meglio, se lei è quello che ha preso più voti di tutti nel Veneto, lei dovrebbe avere parola in capitolo quando... No, io ho zero, ma figuriamo. E allora, appunto per questo, chi vota la Lega, chi ha votato lei, è rimasto un po' tradito da chi ha preso le decisioni. Ma scusi, ma lei, se lei non crea una serie di candidati, espressione del popolo, come fanno quei candidati a raccogliere il consenso del popolo? Come fanno? Di tutto questo con Zaia ne ha parlato? Sì, ne ho parlato con tutti, ne ho parlato con tutti ovunque. Anche con Salvini? No, con Salvini no. E con Zaia cosa le ha detto? No, io ho esternato le mie preoccupazioni che ovviamente anche adesso non è corretto parlare di rapporti personali, di discorsi che abbiamo fatto tra di noi, però lui l'ha detto prima del voto che i candidati sono stati scelti dalla segreteria, dal commissario Stefani assieme alla segreteria di Milano, che non sono stati, lui non ne sapeva nulla, e che i conti li faremo il giorno dopo il voto, e ahimè li abbiamo fatti. Senta, anzi li hanno fatti, siccome continuavano a dire, io continuavo a dire guardate che i sondaggi ci danno in forte decrescita, è stato risposto noi i sondaggi li facciamo in strada, noi i sondaggi li facciamo con la gente. La gente ti ha detto che i sondaggi erano anche a massa buoni rispetto a quello che ti ha detto la gente veramente. I sondaggi ci davano al 13%, noi siamo all'8%. Va bene, andiamo in pubblicità e poi apriamo il capitolo Bossi.
che voglio sapere, perché lei Bossi è ritornato, non so se volete cambiare il partito anche voi, insomma dopo la pubblicità rimanete con noi.